Buongiorno e ben ritrovati, primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3, siamo puntuali come sempre per accompagnarvi tra le notizie principali della giornata. Tra pochissimo vedremo di collegarci con Palazzo Balbi, dove è stato convocato il punto stampa post giunta del presidente Zaia. Abbiamo intravisto, vediamo, chiedo ad Alessandro Granziera e Francesca Pezzo in regia, eccolo qui, lo vedete, la sala di Palazzo Balbi. Abbiamo intravisto il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Probabilmente si parlerà anche del nuovo ospedale della città, ma partiamo subito con la cronaca, perché abbiamo come sempre tante notizie da raccontarvi. Partiamo da Padova con la procura che ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale per far chiarezza sull'incidente accaduto all'alba di domenica lungo la direttissima che collega Padova con Abano Terme, dove ha perso la vita Mirel Mustea, ventenne di origine rumena, indagato per omicidio stradale il conducente dell'auto, un moldavo di 25 anni che verrà sottoposto a tutti gli accertamenti per verificare le sue condizioni psicofisiche al momento dell'incidente. All'interno dell'auto omologata per 5 c'erano invece 6 persone, disposta anche l'autopsia sul corpo della vittima. L'esame dovrà chiarire le cause del decesso e fornire elementi utili per le indagini. E restiamo a Padova perché è arrivata la condanna per una 72enne che per anni aveva stalkerizzato un frate della Basilica di Sant'Antonio. Il sacerdote è stato costretto a fuggire da Padova a Bologna e a Genova. 2 anni e 2 mesi è stata condannata una parrocchiana di 72 anni accusata di aver perseguitato un prete di 55 anni costretto a fuggire da Padova fino a Bologna e poi a Genova. La condanna del Tribunale Ligure mette fine ad un incubo iniziato nel 2015 quando la signora di origine belga incontra il frate durante un pellegrinaggio a Padova alla Basilica di Sant'Antonio. La donna avvicina il sacerdote confidandogli di essere malata in fin di vita e lo convince a farsi dare il numero di telefono. Inizia così a tempestare di chiamate, anche 300 al giorno. Il prete cerca di bloccare il numero ma la donna lo rintraccia e continua a molestarlo telefonicamente. È costretto così a trasferirsi a Bologna, ma sentendosi respinta la stalker alza il tiro e lo accusa sui social di violenza sessuale. Il sacerdote inizia a stare male e deve ricorrere anche ad un sostegno psicologico, tanto è l'ansia che la 72enne gli provoca. Si trasferisce anche a Genova, ma anche qui viene rintracciato dalla donna. Per la signora si tratta della terza sentenza a suo carico. In passato era stata condannata anche per aver violato il divieto di avvicinamento al sacerdote. Ora con questa nuova sentenza il prelato spera di aver messo la parola fine ad un incubo che ormai lo tormenta da 10 anni. Prima di continuare con la cronaca, vediamo di tornare a Palazzo Balbi. Abbiamo visto il presidente Zaia, quello che sta parlando. Si parlerà del forum della salute e poi probabilmente un accenno anche dell'ospedale di Padova. Sentiamo le parole del governatore. O meglio 35 università rappresentate, 13 centri di ricerca stranieri, quindi è assolutamente, diciamo, la sede nella quale si discute di sanità, di innovazione, di tutto quello che è, diciamo, la sanità non solo in senso stretto a livello internazionale. Quindi questo riflettore su Padova si è acceso, sarà sempre più intenso come luminosità e devo dire che abbiamo dei compagni di viaggio che sono straordinari, perché oltre alla Regione Veneto ringrazio l'Università di Padova, il Comune di Padova, la Camera di Commercio di Padova, Fondazione Caripro e la Scuola di Sanità Pubblica della Regione del Veneto. Ma dopo li inviterò qui e anche loro faranno il loro intervento. A me interessa dire che quest'anno noi presentiamo la seconda edizione ed è una seconda edizione che assolutamente avrà un sacco di novità. Dopodiché ci sarà anche il professor Palù, quale, diciamo, responsabile del coordinamento del comitato scientifico, che ve ne parlerà, e approfitto anche di salutare il comitato scientifico e quindi così ho salutato tutti che sono...
Insomma, avete sentito accennato di questo forum che andrà in scena a Padova, ecco, la presenza del sindaco Giordani, avete sentito anche ci sarà l'intervento del professor Palù, ma la cronaca ci richiama e quindi andiamo subito a Padova dalla nostra Valentina Visentin, fuori dal tribunale della città perché ci deve aggiornare sull'inchiesta sulla 29enne che lo scorso 29 ottobre annegò la figlia appena nata nel WC di un night. In un diario scriveva frasi inquietanti, prevista la perizia psichiatrica. E allora buongiorno a Valentina Visentin insieme a Federico Cibotto. Sì, buongiorno Francesca, sono una vampira, questa è la frase che fa ancor più rabbrividire in una vicenda che già è di per sé drammatica e molto inquietante, ovvero quella della 29enne italo-brasiliana accusata di aver ucciso dopo aver partorito la figlia neonata. È stato ritrovato all'interno dell'appartamento dove la ragazza lo scorso 29 ottobre aveva partorito in solitudine la bimba, un diario all'interno di un armadio. In questo diario proprio nei mesi, nelle settimane in cui affrontava la gravidanza tenuta nascosta a tutti, la ragazza scriveva frasi relative all'occultismo, al vampirismo, definendo lei stessa una vampira. Sono tutti atti rinchiusi nell'incidente probatorio per valutare insomma la possibilità di una perizia psichiatrica per capire se la ragazza fosse capace di intendere e di volere al momento dell'omicidio della bambina, una bambina che è nata viva perché i primi risultati dell'autopsia hanno dimostrato come la piccola di 51 centimetri e 3,5 kg di peso sia nata viva. È stata trovata dell'acqua nei suoi polmoni, quindi significa che è stata annegata. La piccola, lo ricordiamo, purtroppo è stata ritrovata all'interno del WC. La donna aveva anche tentato di tirare lo sciacquone incastrando il piccolo corpicino che è stato estratto dai carabinieri. La 29enne intanto si trova agli arresti domiciliari in Puglia, nella casa dei genitori. Le indagini stanno proseguendo perché per maggio è prevista la prima udienza fissata dal giudice per le indagini preliminari Domenica Gambardella del Tribunale di Padova. Intanto da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie Valentina Visentin, grazie a Federico Cibotto per il supporto tecnico e restiamo nella città del Santo perché è stata scoperta una fabbrica di falsi capi di moda tra Veneto e Lombardia. L'operazione della Guardia di Finanza di Padova è parte del controllo che parte proprio dal controllo del commercio sui social network. Quasi 14.000 capi d'abbigliamento, scarpe, accessori contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza padovana. Una fabbrica del falso è stata scoperta dai finanzieri del nucleo di Cittadella nell'ambito di un'indagine coordinata prima dalla Procura Euganea e in seguito da quella di Brescia. L'indagine è stata condotta nel comune di Brescia dai finanzieri della compagnia di Cittadella che hanno monitorato i principali social network scoprendo a dicembre un canale di vendita di merce che per caratteristiche e prezzi si riteneva potesse essere contraffatta. Il gestore delle pagine social è stato individuato in un'abitazione di San Martino di Lupari nell'Alta Padovana dove sono stati sequestrati i capi contraffatti e sono stati raccolti elementi sui canali di fornitura della merce a Brescia. Ulteriori perquisizioni eseguite nella provincia lombarda hanno portato all'individuazione di un centro di produzione e stoccaggio di merce contraffatta che è stata sequestrata. Complessivamente sono 3 i denunciati alla procura di Padova e Brescia. La merce, con etichette di oltre 30 brand anche di lusso, avrebbe generato un profitto illecito di oltre 830.000 euro. Un malore improvviso domenica notte, una crisi apparentemente non peggiore di altre già superate in passato che non faceva presumere un epilogo tragico. Invece ieri mattina a soli 7 anni il piccolo Andrea Crosato, nipote del sindaco di Cessalto Emanuele, è morto all'ospedale San Bortolo di Vicenza dove era stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso del SUEM di Treviso dopo un primo ricovero a Oderzo. Il bambino abitava con la famiglia, mamma Laura e papà Domenico.
Domingo a Motta di Livenza e fin dalla nascita gli era stata diagnosticata una malattia rara. Il piccolo frequentava la scuola elementare e aveva compiuto 7 anni lo scorso 28 gennaio, tanto che in un post sui social la mamma, facendogli gli auguri, aveva scritto: «Sei il nostro miracolo, non finisci mai di darci continue soddisfazioni». Ancora da fissare la data dei funerali. Cambiamo per un attimo argomento, andiamo a Mogliano, o meglio a Marocco, perché si rinfuoca la polemica intorno alla realizzazione, all'agrivoltaico, e ci sono delle importanti novità in merito. Buongiorno a Cristian Arboit insieme a Tommaso Migote, insieme al sindaco. Buongiorno Cristian. Buongiorno Francesca, buongiorno anche da parte di Tommaso insomma li vedete alle mie spalle gli abitanti e residenti di Marocco. Siamo in via Carlo d'Azeglio a Mogliano Veneto, in un'area di particolare pregio paesaggistico. Qui potrebbe sorgere un maxi impianto agrivoltaico. Non è la prima volta che se ne parla a Mogliano Veneto che è assediato, lo possiamo dire, da questo genere di progetti. Questo progetto in particolare prevede la realizzazione di quasi 18.000 pannelli fotovoltaici. Parliamo di circa 11 campi da calcio, Sindaco Davide Bortolato. Sì, la superficie complessiva è di 17 ettari e 5,5 ettari sono coperti da pannelli, quindi è un impianto assolutamente impattante dal punto di vista paesaggistico. Come vedete, questa è una zona di pregio dove ci sono molte abitazioni, oltre che ville venete. Questa è una zona dove le nostre ville mostrano la loro bellezza. Qui vicino c'è anche un importante museo. Il Museo Benetton, e poi le famose ville del Terraglio, quindi veramente è una zona non solo di pregio paesaggistico ma anche artistico, storico. Sì, Mogliano è una città d'arte, la città delle ville, e noi il nostro paesaggio è la nostra ricchezza fondamentale. Tra l'altro, noi, ci tengo a dirlo, non siamo contrari al fotovoltaico. C'è scritto davanti al nostro municipio, su uno striscione, c'è scritto sì al fotovoltaico, no al fotovoltaico che deturpa il territorio e rovina il paesaggio. In questo caso rovina il paesaggio. Abbiamo dato le alternative, abbiamo indicato le alternative, altri impianti si stanno facendo in zone idonee, ma questo assolutamente, come quello di via Cavalleggeri, non è in zona idonea. Ecco, lei dice: noi stiamo offrendo diverse alternative, quindi siti dismessi, fabbriche dismesse, non solo dismesse. L'agrivoltaico, il fotovoltaico va inserito appunto in progetti di riqualificazione e non certo a terra, non certo consumando suolo, fondamentalmente questo è il tema. Fatto sta, Sindaco, e raggiungiamo i residenti, che la sovrintendenza ha dato però l'ok a questo progetto, e lei ha fatto una mossa nelle scorse ore. Sì, hanno pubblicato il parere 3 giorni fa. Gli enti locali entro 3 giorni possono chiedere la revisione del parere. L'ho fatto ieri sera, ho mandato la PEC in sovrintendenza, ho chiesto la revisione del parere, ho chiesto che tengano conto della vicinanza delle ville e soprattutto del museo Tony Benetton. Vi faccio vedere, ho allegato al parere questo fotoinserimento che fa vedere il museo Tony Benetton con molte sculture anche installate all'interno del parco monumentale, e dietro ci sarà il previsto agrivoltaico. Insomma, questo è assolutamente deturpazione del territorio, ma lo si vede, vedete lì c'è un bosco molto bello, insomma questo paesaggio tipico della campagna veneta, e in fondo con bel tempo si vedono anche le Dolomiti, quindi è una zona assolutamente di pregio dove la gente viene anche a passeggiare, a camminare. Qui sono previsti anche degli itinerari cicloturistici, quindi non è il posto assolutamente idoneo dove fare questo tipo di impianto. E qui ci sono tanti residenti che ci hanno raggiunto, grazie per essere qui, in particolare questa giovane famiglia che si è trasferita da poco qui a Marocco in quella casa.
se la senti di raccontarci la sua storia? Sì, abbiamo rogitato a febbraio 2023 in quell'abitazione, siamo la porzione più spostata verso il campo e ci siamo trovati ad agosto questa notizia dove appunto saremo circondati a nord, a sud e a ovest da tutti i pannelli, quindi siamo assediati. rimasti, esattamente, molto sopraffatti dalla cosa. Nessuno vi aveva detto niente e il proprietario della casa, dell'immobile, chi è? È lo stesso proprietario del terreno e quindi oltretutto appunto proprio perché era proprietario del terreno ci siamo rimasti molto sorpresi dal fatto che non fossimo stati avvisati assolutamente di nulla. Se lo aveste saputo probabilmente Avremmo fatto altre considerazioni, esattamente. Sì. Ecco, insomma, ma mi pare di capire che tutti siete contrari qui a Marocco, questa opera è troppo impattante. Decisamente, tutti gli abitanti di Marocco, ma io direi anche di Mogliano, almeno per quanto mi riguarda, ho potuto anche interagire con altre persone che magari incontri al mercato, incontri ai negozi, non appena sanno della zona e del progetto, tutti sono concordi nel pensare che sia assolutamente una pazzia. Tra l'altro, ecco, i residenti di Marocco, di Mogliano, erano scesi in piazza anche nell'autunno scorso accanto a altri comitati in una grande manifestazione che vi avevamo raccontato a Mestre, se non sbaglio. Ecco, il vostro è un no categorico, siete pronti insomma anche ad azioni di Noi sì, soprattutto in questo contesto consideriamo che un progetto realizzato in queste realtà sia una apripista per altre realtà dove i terreni di pregio vengono consumati e deturpati, per cui non siamo a favore del fotovoltaico, ma con dei criteri logici, etici e un po' più... Ecco, diciamo più in generale, forse si è già consumato troppo suolo, non solo qui a Mogliano Veneto, ma in generale. Quello sicuramente sì. Anche perché sono dei posti che hanno una visibilità e una cosa importante per tutta la cittadinanza, quindi non solo come agricoltura, anche come ambiente e cittadini. Ecco Sindaco, chiudo con lei, voi non mollate, immagino, andate avanti, adesso c'è questa richiesta di revisione urgente con un altro impianto, quello di via Cavalleggeri, siete già insomma alle vie legali, insomma si va avanti. Sì, si va avanti, abbiamo presentato per questo impianto anche le osservazioni, abbiamo chiesto anche la convocazione dell'inchiesta pubblica dove verranno controdedotto le nostre osservazioni. Ad esempio la questione dell'agrivoltaico qui non sta molto in piedi, gli esperti ci dicono che è solo un escamotage per mettere pannelli sostanzialmente, non c'è produzione agricola, quindi insomma siamo fortemente preoccupati. Grazie Davide Bortolato, sindaco di Mogliano, grazie ai residenti di Marocco. Per il momento è tutto, ma insomma siamo solo al primo capitolo probabilmente di una lunga battaglia. Con Tommaso Migotta, Francesca, ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie a Tommaso e grazie naturalmente al sindaco e ai cittadini che hanno dato voce alle loro preoccupazioni. Continuiamo con la cronaca, con la spaccata avvenuta nella notte tra domenica e lunedì a Negrisia di Ponte di Piave. Dopo aver sfondato la vetrata dell'Expert, i delinquenti hanno rubato cellulari per 50.000 euro. Ho urlato contro di loro, racconta il titolare ai nostri microfoni. Qualcuno ha visto 3 o 4 persone, io non le ho viste, ho visto solo una macchina andare via a forte velocità, una macchina scura di grossa cilindrata. Sono uscito sul terrazzo cercando di farmi vedere in modo tale che potessero andare via, insomma, forse ho ottenuto questo effetto. Altrimenti avrebbero portato via anche più merce. Diciamo che ho urlato e comunque mi sono fatto sentire. L'azione è stata rapida, 7-8 minuti in tutto, ma quei momenti per Antonio Lorenzon sono stati interminabili. Dal terrazzo di casa sua l'imprenditore ha infatti assistito alla spaccata ai danni del proprio negozio, il piano di sotto, l'Expert di Negrisia, da decenni una delle attività più note e frequentate della zona, in pieno centro al paese. A tirare Lorenzon giù dal letto alle 3 di notte sono stati prima degli strani rumori, poi l'impianto di allarme con i delinquenti che hanno sfondato la vetrata d'ingresso, forse con l'auto in retromarcia usata come ariete oppure con un gancio, un copione simile a quello che si è registrato sempre nottetempo in una ferramenta di Martellago. All'interno del locale viene divelta anche una seconda saracinesca, un raid chirurgico. Sapevano esattamente dove andare perché hanno
rotto solo le vetrate dove erano contenuti telefoni di maggior valore, senza toccare altre parti del negozio. Ecco, alla fine quanto hanno portato via, quanto ammonta il danno? Circa 50.000 euro, iPhone, soprattutto telefoni del valore più elevato. L'allarme interno con i suoi sensori ha funzionato, ma non ci sono immagini. Il vecchio sistema di videosorveglianza non rispondeva più ai requisiti della privacy sui luoghi di lavoro. Stavamo pensando a rimetterle rispettando tutte le normative. Immediato l'intervento dei carabinieri e la relativa denuncia. Probabilmente saranno sentiti dei residenti, a loro volta svegliati nel cuore della notte. Restano i danni e la paura, con Antonio che però ha mantenuto calma e sangue freddo. Lui stesso conferma, tiene un'arma ma non l'ha utilizzata. Se l'avessi usata, l'avrei usata contro dei malfattori che stavano scappando, per cui sarei passato dalla parte del torto. Mi auguro che possano prenderli, purtroppo adesso non sei più tranquillo e speriamo che non succeda più. Prima di andare a Bassano da Alex Giuliano, il sondaggio di oggi: è già forte il dibattito sul progetto della riforma sanitaria che trasformerebbe i medici di base da liberi professionisti a dipendenti del sistema sanitario pubblico, assegnati alle case, agli ospedali di comunità o alle centrali operative territoriali e nei distretti. No dei sindacati della categoria alla rivoluzione. Questo è il quesito: trasformare i medici di base in dipendenti delle ULSS? Sì. 0422 16 26691, 0422 16 26690 se la vostra risposta è no. L'esito questa sera nel corso di Ring. E allora andiamo subito a Bassano del Grappa da Alex Giuliano insieme ad Alessandro Costacurta, con loro l'assessore Campagnolo, perché altri 2 giovani sono stati trovati con dosi di hashish nelle ultime ore. Il problema dello spaccio si aggiunge a quello delle risse nell'area del centro studi. Buongiorno Alex e buongiorno l'assessore. Buongiorno a te e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dici benissimo, quello che vedete alle nostre spalle è il centro studi qui a Bassano. Siamo in compagnia dell'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo, perché nelle ultime ore altri 2 studenti minorenni pizzicati in possesso di sostanze stupefacenti. Non è il primo caso, anzi insomma se ne contano davvero tanti in questi ultimi mesi, ma questo è spesso anche teatro di episodi che riguardano risse, violenza e aggressioni. Assessore, lei ha proposto un tavolo di concertazione con i sindaci del territorio, con i dirigenti scolastici per, ha detto, guardarsi in faccia, perché il problema va risolto. Innanzitutto abbiamo fatto con le forze dell'ordine la settimana scorsa un tavolo tecnico in cui abbiamo deciso, su sollecitazione peraltro del questore di Vicenza, abbiamo deciso di creare un modo programmatico di intervento qui in zona, sia con polizia, con carabinieri e polizia locale. Quindi c'è da aspettarsi che ogni settimana verranno fatti controlli a caso la mattina e anche durante l'orario di fine orario scolastico. Verranno fatti dei controlli a tappeto per monitorare i movimenti degli studenti e l'eventuale presenza di soggetti atti allo spaccio che già conosciamo. Dopodiché si arriverà anche a migliorare il sistema delle telecamere. Abbiamo già cominciato a individuare nuovi punti e sarà molto ben coperta la zona del centro studi e visibile direttamente presso il comando della polizia locale. E poi, come ben diceva lei, ci sarà, una volta che abbiamo attivato questo sistema di monitoraggio delle situazioni qui al centro studi, cominceremo anche a valutare di rapportarci sia con i dirigenti sia con i sindaci, perché dobbiamo ricordare che il ragazzo che spaccia non è sempre legato al centro studi, come era già ricordato a qualche dirigente scolastico, ma molto spesso viene fa il pendolare del crimine, e i ragazzi che usano lo stupefacente non sono necessariamente di Bassano, provengono da comuni limitrofi.
Ecco, in chiusura, prima di restituire la linea allo studio, l'assessore ha parlato di pendolarismo dello spaccio e pendolarismo anche della criminalità. Noi veniamo qui da un periodo complicato, di tanti furti nel mese di dicembre, di gennaio nel Bassanese, ma anche di tante aggressioni. Come si sta lavorando anche su questo, sulle aggressioni in centro e sui furti? Innanzitutto il questore, come ho detto prima, è molto sensibile alla problematica e sta adottando provvedimenti specifici, in particolare per il soggetto che si è reso responsabile alle aggressioni in centro e all'aggressione anche al centro studi, nonché a spacci ripetuti al centro studi. Sarà colpito da un provvedimento che vieta il suo accesso alla zona centro studi e in tutti i locali del centro, sia storico sia limitrofi al centro studi. Se viene individuato con la sua presenza ne subirà conseguenze molto pesanti a livello penale. Quindi una stretta sulla sicurezza e sui controlli, si lavora anche sulla prevenzione qui a Bassano. Ringraziamo l'assessore Alessandro Campagnolo, Alessandro Costacurta per la parte tecnica e noi restituiamo la linea allo studio. Grazie davvero Alex, grazie all'assessore Campagnolo e grazie ad Alessandro Costacurta. Noi torniamo a Palazzo Balbi, sta intervenendo il professor Giorgio Palù, si sta parlando di questo World Health Forum Veneto, questo evento che sarà a Padova sull'innovazione in sanità. Sentiamo le parole del professor Palù. Prima che terapia, quindi intesa la salute nel senso più ampio dell'OMS, di benessere, quindi di star bene, quindi parleremo di uno sguardo alle pandemie, alla passata pandemia, alla pandemia diventata endemia che è l'AIDS. Ci saranno quindi a dibattere di questo docenti italiani e stranieri delle più prestigiose università. Vorrei citare solo l'European Medicine Agency, l'EMA, UCL, Imperial College, Harvard, Pittsburgh, Southern California, l'Università, il Politecnico di Losanna. Quindi ecco, la salute vista da questo punto di vista, e poi nelle seconde 2 giornate ci saranno proprio la descrizione dei meccanismi patogenetici di malattia, come questi si possono studiare per identificare un bersaglio e da questo arrivare a un farmaco. E qui ci vuole ovviamente l'intelligenza artificiale, il quantum computing, ecco che queste sono tecnologie importanti. Direi che alla fine ci saranno 2 sessioni perché abbia una ricaduta sul territorio. Ho organizzato una sessione con le industrie farmaceutiche italiane, in particolare ci saranno presidenti di industria come la Menarini e poi i CEO di Pfizer, un'industria internazionale, quindi amministratore delegato, che è stata anche una mia allieva, che prima ha fatto la scienza e poi si è dedicata all'industria per dimostrare come il passaggio dalla ricerca alla produzione sia un tutt'uno, e qui si affronteranno le ricadute che hanno economiche sul territorio, come si può fare innovazione, come si può stimolare l'industria a produrre, e qui la Regione avrà un ruolo importante come integratore di sistema tra l'università, tra la ricerca, tra la politica, tra l'economia. Cosa vuol dire? Come si può favorire il fiscal leverage? Un po' ci è dettato da Bruxelles, ma però si possono trovare altre leve fiscali, non solo le zone depresse, quindi per incentivare anche il mercato azionario, perché questo sarà il futuro. E alla fine l'ultima sessione sarà dedicata a un decalogo di quella che è una specie di dichiarazione del WH Forum del 2025 e una predizione del tema per il 2026. Grazie. Grazie. Se avete domande... Sentiamo se ci sono domande su questo da parte dei colleghi della stampa presenti a Palazzo Balbi. Sentiamo Esaurienti, grazie ancora. Se ci sono domande. Non abbiamo detto forse al professor Palù quante università parteciperanno al World Health Forum, quanti relatori, quanti centri di ricerca? Abbiamo 51 relatori, sono 15 sezioni, a parte le 2
sessioni dedicate quindi alle ricadute in ambito economico-sociale, quindi ci sono almeno una trentina di università straniere. Tra le università italiane c'è Padova, Verona, quindi è rappresentato tutto il Triveneto, c'è Trieste, c'è Udine, c'è Milano, c'è San Raffaele, c'è l'Università di Roma, c'è l'Università Cattolica, la Vanvitelle di Napoli, ci sarà anche, ecco mi sono dimenticato, un motivo per cui abbiamo fatto questo tema è anche perché, se ricordate bene, i 2 ultimi premi Nobel sono stati dati sia l'anno scorso che quest'anno sull'RNA, quindi ci sarà anche un rappresentante che è il professor Rappoli del Lab Antipandemico, a cui partecipo anch'io, perché questo ci preparerà. Siena forse può svolgere quel ruolo che auspicabilmente ogni nazione europea vorrà svolgere. Quindi. Grazie mille. Grazie. Invito adesso l'assessore Caner e il presidente. Insomma, avete sentito dalle parole del professor Giorgio Palù il lunghissimo elenco di università italiane e internazionali che parteciperanno a Padova a questo evento sull'innovazione in campo sanitario, di salute vista a 360 gradi, ha spiegato il professor Palù, e quindi quelle che sono le novità in campo tecnologico proprio per garantire questa salute. Ha menzionato chiaramente anche il periodo pandemico che insomma in qualche modo ha fatto scuola in campo sanitario. Vedo collegato Lucio Zanato, ma io farei così, andrei in pubblicità, pochi istanti di pubblicità, e poi andiamo da Lucio Zanato per parlare di dazi e di grana padano tra pochissimo. Rieccoci in diretta, l'avevo anticipato, andiamo a Somma Campagna da Lucio Zanato insieme a Nicoletta Rizzetto per parlare di dazi, ma intorno a Lucio tante forme di grana padano, e quindi i dazi immaginiamo che ci si chieda quanto possano preoccupare questo bene, questo prodotto conosciuto in tutto il mondo ma anche copiato in tutto il mondo. Buongiorno a Lucio Zanato e buongiorno al suo ospite. Buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori di Antena 3. Voi non potete immaginare, sono con l'uomo dei formaggi più venduti al mondo, perché Nigel Paganin è il presidente dei Gran Terre, che commercializza in tutto il mondo Parmigiano Reggiano e Grana Padano, ed è anche amministratore delegato di Agriform, che è, diciamo così, il cuore della produzione del Grana Padano. Come ci si sente ad essere così? Come ieri, come 20 anni fa, come 40 anni fa. Cioè quando faceva il Malgano? In realtà sì, con la differenza di avere una squadra solida, competente, preparata, molto ben addestrata, quindi probabilmente sto meglio ora che allora. Ecco, intanto Nicoletta ci fa vedere, qui siamo nel magazzino, nel cuore. Qui che cosa c'è? Qui ci sono, dove siamo adesso, circa 300.000 forme di grana padano in stagionatura, che resteranno qui alcuni mesi. Questo magazzino lo svuotiamo 2 volte all'anno circa, quindi ne vendiamo il doppio, ed è uno dei 3 stabilimenti di Caseifici Gran Terre. Gli altri 2 sono a Reggio Emilia Romagna. Complessivamente l'azienda, che nasce dalla fusione di Agriform con Parmareggio, oggi è la più grande azienda italiana in questo settore dei formaggi DOP e vende 1.200.000 forme circa all'anno. E fattura quanto? 800 milioni l'anno scorso. Con mi pare 50 paesi, forse anche di più. 70. Sì. 70 paesi. Tutti i paesi in cui mangiano 1 chilo di grana padano o parmigiano, già noi ci siamo. Ecco, siamo venuti qui a registrare una puntata di agricoltura, è immancabile il collegamento in diretta, ma qui parliamo dell'attualità, quindi parliamo di dazi. Come la vedete questa cosa? L'amara attualità, un presidente americano che fa annunci clamorosi, preoccupanti, in realtà annunci di cose che aveva già fatto nella sua prima legislatura, quando alla fine del 2019 mise i dazi aumentandoli dal 15% al 40%. Ora il timore è che faccia altrettanto, addirittura, come ha minacciato, che ne metta il 100%. Se fosse così quel mercato sarebbe definitivamente chiuso e precluso. E per voi quanto conta?
Oggi per noi conta moltissimo, è il secondo mercato tra i paesi in cui esportiamo, circa più di 50 milioni di euro di fatturato, ed è un mercato comunque in continua crescita, quindi sarebbe una sciagura terribile. Ma lo sarebbe non solo per le perdite di quota di mercato come fu 5 anni fa, ma lo sarebbe ancora di più per l'effetto domino che avrebbe sul mercato interno. Avere minori sbocchi all'estero e quindi maggiori scorte da introdurre sui mercati interni già saturi significherebbe una perdita di valore, un calo di prezzi, quindi un tracollo delle quotazioni e una disgrazia per i produttori. Ecco, nei giorni scorsi Camera di Commercio di Treviso ha proposto a diversi imprenditori di cercare anche nuovi mercati, tipo alcuni mercati dei BRICS. Lì come siete messi? Allora, detta così sembra roba da ridere, cioè i mercati non si inventano così con uno schiocco di dita, i mercati vanno costruiti negli anni, con pazienza, con tenacia, vanno a modificare gli abitudini alimentari delle popolazioni, quindi la proposta mi sembra, non voglio offendere nessuno, ridicola. Quindi l'importante allora è andare a trattare? L'importante è che non metti dazi. E tra l'altro, attenzione, se Trump vuole un po' bene a questo paese, non lo so quanto, perché ma punirebbe l'Italia, perché tra i paesi UE 27 l'Italia da sola nel mondo caseario rappresenta il 30% dell'export, e quindi se metti dazi, e li metterà temo un po' dovunque, sulla moda piuttosto che sui vini, ahimè, ma se lo metti sui formaggi sarà un attacco all'Italia, sarà un attacco diretto a questo paese perché è il principale esportatore negli Stati Uniti. E allora secondo lei cosa deve fare la politica? Come sempre diplomazia, in questo caso non so quanto il soggetto sia disponibile a farla, comunque ci sarebbe una leva che 30 anni fa la Comunità Europea usava, che è quella di sostenere l'export come esistevano le cosiddette restituzioni. Negli anni 90, poi vennero tolte, la Comunità Europea sovvenzionava tutte le aziende esportatrici europee integrando il prezzo di esportazione, sarebbe un dazio alla rovescia, integrando il prezzo dell'esportazione con un sussidio che davano, era ai tempi di 3.225 lire al chilo, me lo ricordo bene perché la mia anagrafe me lo permette. Potrebbe ripristinare almeno in parte uno strumento come questo. Per ultimo, visto che la collega in studio l'aveva accennato, temete di più i dazi o il continuo Italian sounding che per il parmigiano reggiano del Grana Padano è pesante? Entrambi, anche se l'Italian sounding è una piaga con cui dovremo fare a che fare i conti sempre comunque, ed è una delle ragioni per cui Trump vuole mettere i dazi, è per proteggere i produttori di similari che ci sono negli Stati Uniti, che sono in gran parte italiani immigrati, i casari che nei primi anni del Novecento trasferirono le loro attività, il Belgioioso, gli Auricchio, i Sartori, Kraft stessa, che ha in quel paese costruito un grande business sui formaggi similari, sulle imitazioni, che quindi Trump vuole proteggere. Però diciamo che la qualità qui è inimitabile. Non c'è confronto, gli americani la sanno distinguere. E con questa battuta ti restituisco la linea. Grazie Lucio, grazie al tuo ospite, grazie a Nicoletta Rizzetto. Chiaramente staremo a vedere, aspetteremo anche noi di capire quelle che saranno le mosse di Trump in tal senso. Tra l'altro proprio la settimana scorsa, in occasione del bilancio agrario in Camera di Commercio a Treviso, l'assessore Canera aveva auspicato dazi su misure in qualche modo, e quindi un accordo paese per paese fatto dal presidente Trump con gli stati europei, ma anche dazi variabili a seconda dei singoli prodotti, e vedremo se questo accadrà. Andiamo a Vicenza, perché il progetto del tram che collegherà la fiera al centro storico sta agitando nuovamente i commercianti di Corso San Felice. Il tracciato spazza via i parcheggi e minaccia così la sopravvivenza dei negozi, dicono gli esercenti. Presidio di sicurezza nei pressi di Campomarzo. Sul posto sono andati per noi Daniele Garbin insieme ad Andrea Benetti. Siamo in Corso San Felice, a ridosso di Piazza Castello, è una di queste zone tra poco, insomma, secondo i progetti dell'amministrazione comunale, sarà soggetta a una profonda rivoluzione. Cosa si tratta? Si tratta del passaggio del progetto del metro tram, un'opera compensativa prevista già con i lavori della TAV, che secondo meno il progetto iniziale prevedeva il tracciato di questo mezzo di locomozione leggero che dovrebbe collegare la fiera con il centro città, appunto, passare in questo tratto di Corso
Piazza San Felice, una zona anche centrale ma ridotta come dimensioni. Infatti la previsione secondo il progetto è quella di far sparire tutti quei parcheggi che vedete in questo momento vicino ai negozi per lasciare posto proprio alla linea di questo metro tram, una soluzione che lascia di perplessi i cittadini ma soprattutto i commercianti, che così vedrebbero sparire anche quell'appoggio che serve ai loro clienti per poter continuare a dare un servizio di questa situazione, di questa strada che qui proprio soffre proprio per la riduzione del carreggiata. Chiedono di poter eventualmente cambiare il tracciato, farlo passare il metro tram nella vicina Viale Milano, Viale Torino, proprio per evitare di trasformare profondamente questa zona, perché molti commercianti allarmati vedono proprio diminuire in maniera drastica i loro potenziali clienti, tanto da meditare proprio di spostarsi altrove. E qua anch'io penso di andare via se fanno una cosa del genere. È l'unica via dove ci sono i negozi, che pescheria, macellaio, parrucchieri, c'è tutto, perciò se andiamo via tutti. Il problema è che non possono più parcheggiare le auto, per cui noi siamo un po', come si dice, tagliati fuori, perché le persone pretendono di arrivare davanti ai negozi con le macchine. Ho appena spostato da un negozio piccolo a un negozio grande, è appena aperto da qualche mese, poi mi finirà di chiudere il negozio. In questo caso qua, quella della mia problematica, e poi i clienti che vengono da me vanno solo per qualche minuto, di passaggio. La prima cosa da chiedere? Tanto la fermata per me. E dopo che ci siano carico e scarico, perché tutti qui abbiamo camion che arrivano 2 o 3 volte a settimana. Non possono partire, viene caldo, chi ha il pesce, chi ha la carne, anche noi stessi. Io faccio matrimoni, cosa devo farmi? Mezzo chilometro per portare una torta a caricarla. Il nostro quartiere si inserisce in una zona già abbastanza calda. Per fortuna noi possiamo ancora vantare di essere questo piccolo centro commerciale all'aperto, naturale, che tiene il presidio. Noi, tenendo le luci accese e le vetrine aperte, sicuramente facciamo un po' di barriera, ecco. Se poi manchiamo noi, poi dovrà risolvere l'amministrazione i suoi problemi, non sono certo i nostri. Però noi siamo qua pronti anche per fare questo compito, oltre che del commercio. La gente si trova questa decisione da un giorno per l'altro, perché evidentemente non ha seguito tutto quello che è successo in questi anni. Io ho partecipato anche alla riunione dei commercianti, che sono immensamente arrabbiati. Cercheremo di spingere per la soluzione di Via Milano. E adesso mi collego con l'avvocato Francesco Rossi, presidente degli Ordini degli Avvocati di Padova. Buongiorno e grazie per essere con noi, avvocato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno. Avvocato, subito una domanda così a freddo. Oggi, 2025, com'è cambiata l'avvocatura rispetto agli anni scorsi? E poi capiranno a casa perché le faccio questa domanda. Allora, l'avvocatura è cambiata nel senso che è un'avvocatura che è sempre meno dedita alle controversie di carattere giudiziale e sempre più invece dedita alla consulenza. È un ruolo importante, altrettanto importante di quello relativo alla difesa in giudizio. Come noi diciamo sempre, se dall'avvocato ci vai prima probabilmente non serve andarci dopo, non serve andarci quando riceverai la citazione, il decreto, insomma l'invito a comparire davanti al tribunale penale o civile che sia. Quindi il ruolo dell'avvocato come consulente è estremamente importante, come è estremamente importante appunto rivolgersi a consulenti qualificati e specializzati, perché solo loro sono in grado di dare il supporto a cui il cittadino mira, che serve al cittadino stesso. E sembra che questo lo abbiano capito anche i giovani neolaureati in giurisprudenza, che sembrano sempre più scegliere questa strada, quella della consulenza, vuoi nella pubblica amministrazione, vuoi nelle aziende. Ci sono sempre meno giovani che una volta laureati poi si iscrivono proprio all'ordine. Che dati ci sono in tal senso? E poi entriamo proprio nello specifico della mia domanda, avvocato.
Allora, anzitutto, ecco, quando io parlavo prima della consulenza, parlavo della consulenza dell'avvocato iscritto all'albo. Okay. Certamente poi la consulenza può essere resa anche da persone che decidono di cancellarsi dall'albo per accedere ad altre carriere nella pubblica amministrazione o nelle imprese private. Ecco, per rispondere alla sua domanda, si è letto in questi giorni sui giornali di una fuga degli avvocati. Ecco, io capisco la necessità, come dire, di attirare con il titolo l'attenzione dei lettori, però ecco, vorrei dire che quando parliamo di fuga degli avvocati, per esempio per quello che a Padova, vogliamo dire che per la prima volta nella storia il numero degli avvocati non cresce. Quest'anno, riferito al 2024, avremo circa 20 avvocati in meno iscritti all'albo, quindi voglio dire, per quello che ci riguarda è un fenomeno molto contenuto in termini numerici. Certo, non assistiamo più a quella crescita esponenziale del numero di avvocati, perché evidentemente la nostra professione per molte ragioni è meno attrattiva. Ma un messaggio vorrei dare davvero, e cioè che per gli avvocati bravi, per chi mette tutta la propria competenza, il proprio impegno, la propria passione in questo lavoro, in questa funzione, il posto ci sarà sempre. Quindi quello che lei si sente di dire ai giovani è che comunque il ruolo, la carriera di avvocato è una professione che permette poi di raccogliere soddisfazioni nel corso della propria vita da professionista, chiaramente, della materia. Non è più come un tempo in cui una persona che aveva conseguito il titolo poteva, non dico contare, ma insomma fare ragionevole affidamento su una certa rendita di posizione. Sono avvocato, quindi. Oggi non è più così. Oggi la professione non si può scegliere per contrarietà, perché non si ha altro di meglio da fare. Oggi la professione deve diventare una scelta specifica e a questa deve unirsi competenza, determinazione, passione. Se si hanno queste caratteristiche, se si ha questa volontà, allora nella professione c'è spazio. Se invece si pensa che la professione possa essere una specie di rifugium peccatorum in cui poi alla fine, siccome appunto non avevo altro di meglio da fare, sono finito lì, allora lo spazio davvero non c'è. Perché qualche suo collega dice, almeno fino a qualche anno fa, si sceglieva giurisprudenza perché era una facoltà che non aveva il numero chiuso come poteva essere per altre facoltà e quindi diventava in qualche modo mi passi il termine tra mille virgolette, un ripiego. Ecco, è una scelta da non fare, è una scelta da non fare più. Non possiamo più né scegliere giurisprudenza né tantomeno decidere di iscriverci all'albo degli avvocati una volta che avessimo superato l'esame, perché comunque uno spazio c'è, siccome ho il titolo allora mi iscrivo. Ecco, è un pessimo modo approcciarla. Se la approcciamo in questo modo avremo enormi delusioni, perché oggi appunto, ripeto, lo spazio c'è, ma c'è solo, potremmo dire, per gli avvocati bravi, per gli avvocati preparati, per gli avvocati determinati. Come si diventa un bravo avvocato? Si diventa un bravo avvocato anzitutto studiando. È necessario l'avvocato che sa risolvere il caso perché ha studiato, non l'inverso. Non l'avvocato che ha il caso davanti a sé e quindi studia. Quindi la prima cosa è bisogna studiare. La seconda è che bisogna essere specializzati. Oggi abbiamo un sapere giuridico enorme, immenso. Non è pensabile che noi siamo preparati su tutto il sapere. Oggi essere preparati significa essere specializzati, quindi studiare, quindi specializzarsi e poi pensare che la tutela dei diritti può essere il nostro lavoro e in fondo la nostra missione, perché poi questo è ciò che talvolta, spesso fa la differenza, cioè credere fino in fondo in quello che si fa. Non riguarda certamente solo noi, ma riguarda anche noi, soprattutto magari quando le cose non vanno benissimo, è necessario credere nel proprio lavoro, credere nella nostra missione, credere appunto che la tutela dei diritti sia uno dei pilastri fondamentali del nostro ordinamento. Una missione, una vocazione come fare il medico. Spesso quando uno sceglie la strada di medicina si dice perché ha questa vocazione, perché ha questa missione. È la stessa cosa anche per questa vostra professione, avvocato?
Sì, è la stessa cosa. Oggi la professione di avvocato non si può scegliere perché è remunerativa, probabilmente non lo è, oppure lo è solo per alcuni. Bisogna sceglierla perché appunto si pensa che tutelare i diritti possa essere la nostra funzione, soprattutto delle persone più deboli, soprattutto di quelli che i cui diritti sono tutelati di meno. Ecco, bisogna credere appunto in questo. Se si crede in questo, allora si è disponibili a sacrificare anche a fronte magari di un risultato economico non esaltante. Se si pensa invece che la soddisfazione debba essere quella economica, non lo dico io, lo dicevano già decenni fa i nostri maestri, non è questo il nostro mestiere, non è questa la nostra funzione. Da quando lei ha iniziato, il ruolo dell'avvocato e quindi nel tempo è cambiato, ma concretamente, o è cambiato in chi fa in questo mestiere? In che modo si è modificato nel tempo? Allora, anzitutto bisogna partire dai numeri. Le dico, quando io mi sono iscritto all'albo a metà degli anni 80, a Padova gli avvocati iscritti erano 500, oggi sono più di 3.000. È chiaro che è un altro mondo, anche sotto il profilo della competizione, perché è inutile negarlo, noi competiamo fra di noi e competiamo soprattutto con altre agenzie che forniscono servizi legali. Ecco, rispetto a queste dobbiamo attrezzarci per essere appunto competitivi, capaci di appunto competere e di vincere perché offriamo servizi migliori. Questo deve essere il nostro obiettivo. Ecco, che cosa è cambiato? Probabilmente 30 anni fa si poteva pensare che, siccome avevo tanto faticato per raggiungere la laurea, per raggiungere il titolo di avvocato superando l'esame di Stato, a quel punto cominciavo a raccogliere qualche soddisfazione e qualche risultato anche economico. Oggi la laurea e il titolo sono un punto di partenza, da lì appunto bisogna cominciare e a scalare una montagna che non è certamente, come dire, bassa, ma ripeto, se ci crediamo ci può fare sicuramente. Quella della consulenza dell'avvocato iscritto all'ordine è quindi forse oggi come oggi la strada da consigliare ai giovani che scelgono questa missione? Sì, sicuramente. Anche qui i numeri del settore civile sono in calo, cioè questo significa che ci sono meno controversie. Se ci sono meno controversie significa che c'è meno necessità di un'assistenza sotto il profilo giudiziale, ma questo non significa che ci sia meno necessità di un'assistenza nell'ambito legale. Significa che noi dobbiamo indirizzare la nostra attenzione di più verso i bisogni dei clienti, e i bisogni dei clienti sono quelli di un supporto prima e a prescindere dall'attività giurisdizionale. È lì che dobbiamo essere capaci di incidere e di offrire un servizio. È chiaro che lì competiamo con molti, ma la nostra competizione deve essere sul piano della qualità. Noi offriamo servizi migliori, per questo saremo preferiti ad altre appunto agenzie che forniscono servizi legali. Si è discusso molto, si discute tuttora della cosiddetta riserva di consulenza, cioè un'attività che dovrebbe essere riservata soltanto ai legali. Io non so se sarà mai possibile introdurre o reintrodurre questo tipo di riserva. So che però noi dobbiamo essere capaci appunto di competere e di vincere a prescindere dalla riserva, e siamo capaci di competere e di vincere se siamo, in una parola, più bravi, più professionali, più competenti e anche più appassionati. Ma vi preoccupano invece quei laureati che appunto decidono di non iscriversi o addirittura si autosospendono o tolgono la propria iscrizione all'albo prediligendo poi appunto quelle consulenze nelle pubbliche amministrazioni o nelle aziende? Vi preoccupa? È secondo voi un segnale d'allarme in qualche modo? Io non credo che sia un segnale di allarme. Credo, come ho detto prima, se noi partiamo dall'idea che fare l'avvocato oggi è una scelta che può premiare, purché accompagnata appunto da dedizione, competenza, determinazione, non dobbiamo essere preoccupati che
alcuni di noi facciano scelte diverse. In fin dei conti è una scelta di vita, è una scelta che prescinde, che va al di là di quella puramente professionale. Fortunatamente in questo periodo le pubbliche amministrazioni, pensiamo al cosiddetto ufficio del processo, ma anche a molti posti che sono disponibili per i servizi di cancelleria, offre delle alternative. Le aziende, anche quelle non grandissime, tendono sempre di più a strutturare degli uffici legali interni. Non dobbiamo, a mio modo di vedere, essere preoccupati da questo. Dobbiamo pensare a quello che possiamo fare noi, e quello che possiamo fare noi, ripeto, è fornire un servizio di qualità. Io penso che l'avvocato che sopravviverà a questo processo di transizione che è in corso, a questo cambiamento che è in corso e a cui anche lei faceva riferimento, sarà appunto solo quello capace di offrire un servizio di qualità e in fin dei conti un servizio migliore rispetto a quelli che offrono gli altri. Vado dall'avvocato perché lì trovo la risposta giusta, la risposta corretta, la risposta che mi dà tranquillità, che mi dà affidamento. Questo deve essere il nostro messaggio e anche il nostro ruolo futuro. E credo che questo messaggio sia arrivato ben forte, ben chiaro ai ragazzi. Insomma, ci vuole la passione, ci vuole lo studio, ci vuole la competenza e un posto lo si troverà e ci saranno anche grandi soddisfazioni che si potranno raccogliere poi strada facendo. Si cresce insomma in questo mondo e chiaramente poi i giovani dovranno trovare anche uno studio che li aiuti a far crescere, che ci sia questa collaborazione tra chi ha qualche anno in più e che possa trasmettere questa passione ai futuri avvocati. Certo, quello dello studio poi è un altro tema, no? Oggi è onestamente difficile, sempre più difficile pensare che, come accadeva un tempo, l'avvocato svolgeva il periodo di pranzo presso un collega più anziano e poi la prospettiva era quella di lasciarlo e di aprire uno studio per conto proprio. Oggi questa è una prospettiva difficile, gli studi sono sempre più strutturati, organizzati proprio per rispondere in modo professionale alle esigenze dei clienti e quindi lo spazio è spesso all'interno di queste strutture. Ecco, e qui una riflessione la dobbiamo fare noi dall'interno, perché a questi ragazzi, a questi giovani che operano in queste strutture noi dobbiamo fornire tutele, dobbiamo fornire stabilità, dobbiamo fornire prospettive. Questo è un altro aspetto a cui noi dobbiamo pensare, cioè dobbiamo disciplinare la figura dell'avvocato monocommittente, cioè che lavora per un collega, perché questo è un tema importante che ci riguarda di dentro. Avvocato, grazie davvero, grazie perché sono messaggi molto importanti che sono arrivati ai giovani e abbiamo fatto anche in qualche modo chiarezza su quello che è il ruolo oggi dell'avvocato e su quelle che sono le possibilità per i giovani neolaureati. Grazie davvero all'avvocato Francesco Rossi, presidente degli Ordini degli Avvocati di Padova e torneremo presto ad aggiornarci con lei, avvocato, grazie davvero. Grazie a voi, saluti a tutti, buona giornata. Grazie, buon lavoro avvocato, grazie davvero. Prima di andare in pubblicità, una notizia di cronaca, interruzione di pubblico servizio, l'ipotesi accusatoria contenuta nel fascicolo aperto lunedì scorso contro un ragazzo sedicenne residente in provincia di Rovigo che si è introdotto in una classe dell'Istituto Superiore Ipia Marchesini spruzzando dello spray al peperoncino verso gli alunni presenti in aula in quel momento, circa una decina, provocando loro un'irritazione agli occhi e difficoltà respiratorie. Immediatamente dopo l'utilizzo dello spray, il ragazzo con il volto parzialmente coperto da un passamontagna è scappato facendo perdere le proprie tracce. L'intervento delle volanti prima e l'attività investigativa condotta poi dalla squadra mobile di Rovigo hanno consentito di individuare il presunto autore dell'episodio. Si tratterebbe di un alunno dello stesso istituto ma frequentante una classe del secondo anno. Visto che Alessandro Granziera mi mette in finestra il presidente Zaia, sappiamo che sta rispondendo a domande d'attualità, allora sentiamo un attimo prima di andare in pubblicità. Questo è uguale a quella, cosa che un umano non riuscirebbe a fare, e così vale per le mammografie che oggi centrano l'immagine in base allo storico delle immagini incentrate su quella paziente, quindi ti dà esattamente la stessa immagine sovrapponibile, ma questo può fare l'intelligenza artificiale, lo possono fare le macchine.
può fare la medicina di precisione, definiamola così, ma non lo può fare l'umano, perché l'umano oltre un certo limite non ci arriva. Pensate solo alla rivoluzione che ha portato il microscopio, una lente in medicina, no? Altro? Grazie, buon lavoro, grazie. In chiusura si parlava appunto di tecnologie all'avanguardia, sarà uno dei temi al centro di questa seconda edizione del forum in programma a Padova sull'innovazione in sanità. Abbiamo sentito dal professor Palù tante università internazionali italiane che saranno presenti proprio per parlare di salute a 360 gradi. Prima di andare in pubblicità rivediamo il sondaggio di oggi, in qualche modo legato al tema della sanità, ma legato all'ipotesi di trasformare i medici di base da liberi professionisti a dipendenti del sistema sanitario pubblico, trasformare i medici di base in dipendenti delle ULSS, sì, 0422 1626 691, 0422 1626 690, se la vostra risposta è no, l'esito questa sera nel corso di Ring e noi andiamo in pubblicità. A tra poco. Rieccoci in diretta e noi proviamo a tornare a Palazzo Balbi dove i colleghi stanno facendo l'intervista al governatore Zaia. Sentiamo i temi che verranno toccati. Difficile commentarli, se mi date i dati li commento volentieri. La seconda edizione del Health Forum dedicato alla medicina di precisione, previsione anche. Sì, questo nasce da una mia idea, tanto è vero che ci ho voluto mettere anche questo titolo, no? World Health Forum, Veneto World Health Forum, che sta ad indicare la volontà di essere un centro di eccellenza di riferimento internazionale nel dibattito rispetto alla sanità del futuro. Partecipano oltre 35 università italiane e del mondo, partecipano un sacco di ricercatori, di relatori, abbiamo avuto oltre 3.000 frequenze nei 4 giorni dell'anno scorso e quest'anno faremo ancora di più, 13 centri di ricerca internazionali e quindi sarà il vero ambito nel quale si discuterà veramente della sanità del futuro. Una delle ultime cose che si è sentito in termini di politica ed elezioni è che forse tra la Lombardia e il Veneto ci possa essere un accordo, la Lombardia a Fratelli d'Italia e il Veneto alla Lega. Ci sta, non ci sta, che cosa ne pensi? Ma guardi, non ne so nulla, se ne legge una di nuova tutti i giorni, questa sarà quella nuova dall'ultimo giorno. Tornando a parlare di sanità. Scusa che senza microfono volevo chiedere, l'ho interrotta io. Vai. No, dicevo che il professor Palù parlava di sostenibilità economica e diceva che anche la regione in qualche modo dovrà fare una partecipazione, insomma in qualche modo bisognerà studiare dei programmi di sostegno. Ma di cosa? Di questa sostenibilità economica. Ma no, guarda, i cittadini si curano senza se, senza ma, prova ne sia che il Veneto pratica cure sperimentali, ad esempio nella cura del cancro, che sono cure che addirittura arrivano a costare anche 80-100 mila euro prestazione. Questo lo facciamo noi, non lo fanno altri paesi che vengono ritenuti molto all'avanguardia in giro per il mondo per la sanità. Penso che con la medicina di precisione si arriverà a delle cure tailor made, prova ne sia che si parla di terapie geniche e di molto altro ancora. E tutto questo ovviamente ha dei costi, però sono anche convinto che da un lato le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale e l'industrializzazione di questi processi ci permetterà di essere performanti e di garantire a tutti queste cure. Presidente, una battuta sulla Brigata del Prosecco. La Brigata del Prosecco nasce 30 anni fa da 15 mostre eccezionali che però vivevano tutte di vita propria senza nessun coordinamento. Oggi siamo davanti a un vero processo di marketing territoriale che porta oltre 300.000 persone, visitatori, a visitare queste mostre che hanno un vero e proprio cartellone, diciamo, con dei programmi che sono usciti ovviamente dall'ambito della mera degustazione per la visita del territorio. Queste mostre, ricordiamo, della Primavera del Prosecco si tengono nel cuore del patrimonio dell'umanità delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Sul fine vita le chiedo ancora un suo invito anche a chi è contrario a desiderare, volere questa legge. Ma guardi, io penso che stiano a rispettare le idee di tutti, dei favorevoli, dei contrari, dei dubbiosi. Ovvio che tutte queste tre categorie hanno tutto un interesse di chiedere una legge. Se uno è contrario la chiederà per vietare il fine vita, visto considerato che al di là di quello che si vuole far credere, il fine vita oggi in Italia esiste ed è gestito, sancito e regolamentato da una sentenza della Corte Costituzionale del 2019. Presidente, scusi, un'ultima domanda. Per quanto riguarda il progetto del ponte di Vidor, il consigliere Zanoni ha mandato proprio questa mattina, ha diramato un comunicato in cui lo definisce un progetto impattante e costosissimo
chiede chi lo gestirà e che la Regione chiarisca. Lei può rispondere? No. Grazie. Lapidario e secco no del Presidente Zaia sul tema Ponte di Vidorra. Zaia che ha parlato di fine vita, ancora della necessità di una regolamentazione sul suicidio medicalmente assistito, e ancora ha parlato del forum che sarà appunto in scena a Padova sulle tecnologie, sull'innovazione in sanità. E noi torniamo all'attualità, vediamo la pagina, l'home page di Repubblica.it, Riad colloqui USA-Russia, il Cremlino che dice sì a Kiev nell'Unione Europea, dunque iniziati questi colloqui per trovare un accordo per mettere fine al conflitto in Ucraina che però non siede al tavolo di queste prime trattative, per questo insomma un colloquio molto criticato anche dalla stessa Europa, esclusa anch'essa stessa in questa fase di trattative. E a proposito di Russia, attacchi hacker da parte di un gruppo filorusso al sito dell'autorità portuale di Trieste, nel mirino anche altri enti italiani nei settori dei trasporti e dei servizi bancari. L'operatività non è stata compromessa, assicurano i vertici dello scalo triestino. C'è anche il porto di Trieste tra gli enti italiani sotto attacco del gruppo di hacker filorussi No Name 05716. In mattinata è stata avviata una nuova serie di attacchi DOS, Distributed Denial of Service, contro i diversi siti web di soggetti italiani nei settori trasporti, gli aeroporti di Linate, Malpensa, le autorità di trasporti, i porti di Taranto e appunto Trieste tra gli altri, e finanziari come Intesa San Paolo. A Trieste non risultano impatti effettivi sui servizi erogati, come ha confermato la stessa autorità portuale per voce del commissario Torbienelli. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha avviato l'opera di supporto e mitigazione alle prime avvisaglie delle azioni. Nella rivendicazione i No Name citano le dichiarazioni del presidente Sergio Mattarella, definito russofobo, sulla Russia e il Terzo Reich all'Università di Marsiglia. No Name, creato a marzo di 3 anni fa, è tra i gruppi russi più attivi nella cyberguerra che affianca il conflitto in Ucraina. In questi giorni è particolarmente attivo e ha rivendicato attacchi alla Polonia, alla Spagna, alla Francia. Vicenza blindata per il derby veneto tra Vicenza appunto e Padova. Tutto è andato bene, l'ordine pubblico è stato garantito, un piano che ha funzionato tra zone rosse interdette a chi ha un DASPO, ai violenti e ai pregiudicati. Derby veneto. Per lo sport è stato il weekend di Vicenza-Padova, per l'ordine pubblico è stato un fine settimana ad alta tensione sul fronte dell'ordine pubblico allo Stadio Menti, ma il piano ideato in prefettura e gestito dalla questura ha funzionato egregiamente, anche grazie a chi lo ha realizzato, gli uomini e le donne delle forze dell'ordine che hanno operato in prima linea allo stadio e sulle strade. Abbiamo messo in campo un dispositivo che raramente si vede in partite di questa categoria, e questo è stato possibile grazie alla sinergia, alla perfetta organizzazione di tutte le componenti in campo. Un fine settimana con la città blindata, i tifosi ospiti sono stati portati con le navette scortate allo stadio, sono state istituite le zone rosse alla stazione, a Campomarzo, in alcune vie del centro, nell'area di Parco Città e dello Stadio Menti. Zone rosse che in occasione della partita sono state vietate a chi ha già ricevuto un DASPO, ai violenti e ai pregiudicati. Le zone rosse sono uno strumento come tanti altri, uno strumento peraltro non esattamente inventato ora, ma che trae le sue radici da una legge molto antica, e cioè dal testo unico della legge di pubblica sicurezza, l'articolo 2. È una legge degli anni 30 che torna ancora utile in alcune occasioni, e naturalmente si deve valutare caso per caso. Soddisfatto oggi anche il prefetto di Vicenza, Filippo Romano, che esclude al momento che in città si possano istituire delle zone rosse fisse e permanenti per garantire la sicurezza. No, non riteniamo allo Stato che la città di Vicenza abbia bisogno di vere e proprie zone rosse in maniera stabile. Si valuterà, come ho detto poco fa, caso per caso, a seconda delle occasioni,
ma non è una città paragonabile a Milano, a Napoli o ad altre città dove effettivamente le situazioni dell'ordine pubblico sono tali in permanenza da richiedere l'istituzione fissa di zone rosse. Ci spostiamo nell'Alta Padovana per parlare di sicurezza stradale con i controlli della polizia locale e della federazione che ha portato al ritiro di 2 patenti, 2 denunce per guida in stato di ebbrezza, sanzioni per oltre 2.000 euro. I controlli sono stati effettuati nel fine settimana con 2 posti di blocco a Campodarsego e lungo la Valsugana a Curtarolo. Controllati 33 veicoli e identificate 29 persone. A Curtarolo un 24enne di Campo San Martino è stato fermato a bordo di un Audi poco prima di mezzanotte ed è risultato positivo all'etilometro con un tasso alcolemico pari al doppio di quello massimo consentito. Nei suoi confronti è quindi scattata una denuncia penale, rischia fino a 3.200 euro di multa. Stessa sorte per un 66enne di Limena, anche lui sorpreso alla guida di una Mercedes con un tasso alcolemico doppio a quello consentito e quindi sottoposto alle stesse sanzioni. Alle 15.30 di ieri è arrivata una chiamata tramite il numero 112 da parte di uno snowboarder del 1990 che chiedeva aiuto incolume ma bloccato sopra un salto di rocce. La Sores ha attivato la stazione di cave del Predil del soccorso alpino, la Guardia di Finanza e l'elisoccorso regionale. L'elicottero si è portato con le coordinate della Sores dove l'uomo si era fermato a quota 1.600 metri durante la discesa fuori pista nei pendii sotto il rifugio Gilberti lungo il cosiddetto Livinal Lunk. Lo snowboarder residente a Padova è sceso lungo i pendii di una discesa fuori pista molto nota ma che in mancanza di neve sufficiente non si riesce a completare. È infatti arrivato sul bordo di un salto di rocce di 10 metri, non avendo con sé l'attrezzatura adatta a risalire il pendio in sicurezza ma soltanto la tavola da snowboarder, non ha potuto fare altro che chiedere aiuto. Con una vericellata di 40 metri il tecnico di elisoccorso del soccorso alpino è stato calato sulla sua verticale, lo ha imbracato con il triangolo di evacuazione, ha assicurato anche la sua tavola e lo ha portato in salvo. A Padova oggi il Dies Academicus della Facoltà Teologica del Triveneto che celebra i 20 anni dalla fondazione. Anche il Santo Padre ha inviato un messaggio. Per lui in queste ore tutto il mondo sta pregando. Allora sentiamo le parole del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Il Santo Padre ha voluto esservi vicino oggi, tutti preghiamo per lui. Sì, noi siamo dei figli preoccupati per la salute del Papa e preghiamo augurandogli di ristabilirsi al più presto possibile e facciamo il tifo per lui e nello stesso tempo abbiamo una forza che è quella della preghiera che metteremo in atto. E adesso torniamo a Bassano del Grappa perché la centralina sul Brenta preoccupa e non poco i pescatori. Non sono solo le attività commerciali legate al fiume Brenta ad essere preoccupate per la possibile costruzione di una nuova centralina elettrica sul fiume, e anche l'associazione Bacino Acque Fiume Brenta. Siamo in compagnia del presidente Claudio Gobbo, che ai nostri microfoni racconta non solo di una preoccupazione legata a tutto quello che è una filiera di attività e di comunque strutture legate al mondo del lavoro, all'imprenditoria che ruotano intorno al fiume Brenta, allo sport, ma qui c'è un problema legato anche alla fauna ittica. Certamente, noi in Brenta abbiamo la trota marmorata, che è una forma endemica del fiume, è rarissima. Da 20 anni continuiamo a proteggerla completamente, infatti vige il divieto di pesca. Questa trota trova il suo habitat naturale nella zona di Vastagna. Una deviazione come prevista farebbe il macello, cioè andrebbe a sopprimere tutto l'habitat che ora si è creato in quella zona. Quindi siamo permanentemente contrari a questo. Per noi sarebbe la fine di un'attività che dura da più di 40 anni, l'associazione. Abbiamo circa 2000 frequentatori del fiume l'anno
e vengono soprattutto per vedere la trota marmorata. Quindi per noi sarebbe la distruzione di tutto. Senta, voi avete anche manifestato un certo disappunto per diciamo quello che è il mancato sostegno, supporto ad esempio da parte della Regione. Non parliamo di politica, parliamo proprio di una questione tecnica. Perché non si riesce a tutelare in maniera definitiva, insomma, questa parte del fiume? Qua c'è da capire se è la politica o se sono i dirigenti sotto che applicano in maniera estrema i regolamenti, le leggi. Certamente che dopo 20 anni che si parla di questa centrale e dopo che nel 2017 addirittura la Regione si era proposta di evitare la costruzione di queste centrali lungo il fiume, che già ha dato tanto, noi non riusciamo a capirlo. Questo per noi è un punto stretto, ma lo dobbiamo chiedere a qualcuno. Naturalmente anche qua in Comune di Bassano abbiamo un ex politico a livello regionale che dovrebbe darci queste risposte o potrebbe aiutarci a evitare questo. Senta, in chiusura, perché il tema chiaramente è di stretta attualità, coinvolge non solo la vallata ma coinvolge tutti coloro che insomma hanno a cuore il fiume Brenta e la salvaguardia appunto della fauna ittica. Come cambierebbe diciamo, la situazione con la deviazione, con la costruzione della centralina, cioè le ripercussioni, per farlo capire alla gente che ci segue da casa, che tipo di conseguenze ci sarebbero? Sarebbero catastrofiche. Cioè ormai il fiume, se andiamo a guardarlo, che nel 2023 con la grande secca ha avuto acqua solamente nelle zone di Vastagna e qua nelle zone di Bassano. Andare a ridurre la portata nelle zone di Vastagna sarebbe ammazzare completamente il fiume. Già abbiamo problemi con i tiofagi, chi più ne ha più ne metta, per noi sarebbe la fine e sarebbe la fine per la vita del fiume. Ecco, questo è quanto. Quasi 11 miliardi di euro alla sanità del Veneto per il Servizio Sanitario Nazionale 2024, l'annuncio ieri a Venezia del sottosegretario Morelli. Quasi 11 miliardi di euro stanziati alle sanità del Veneto dal riparto del Fondo Nazionale. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa a Venezia, il sottosegretario di Stato con delega al CIPES, Alessandro Morelli. Perché il governo ha inteso aumentare il Fondo Sanitario Nazionale e meritoriamente la Regione del Veneto, per le capacità, essendo regione benchmark, riceve ancora più finanziamenti rispetto all'anno precedente. Parliamo di quasi 400 milioni, 380 per l'esattezza. Gli stanziamenti, ha spiegato Morelli, guardano alla ricerca di una soluzione rispetto all'aumento della spesa farmaceutica e dei costi energetici che toccano anche gli ospedali e il potenziamento della sanità territoriale, in particolare con l'adeguamento dei salari del personale sanitario. Verranno investiti dalla Regione in autonomia per chiaramente cercare nuove soluzioni sul fronte delle liste d'attesa, aumentare per quanto possibile gli stipendi medici e infermieri, perché questa è una delle principali criticità a livello nazionale. Per quanto attiene all'aumento di stipendi dei sanitari, compresi gli operatori del terzo settore, ovvero quelli che agiscono nell'ambito della cooperazione sociale, si dovranno attendere gli esiti delle contrattazioni decentrate. Per le liste d'attesa si dovranno attendere i dati Agenas, quelli cioè della piattaforma nazionale che ci consentirà di sapere quali prestazioni, quali esami e terapie hanno un ritardo anche qui a casa nostra, come è spiegato in questi giorni dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, per una sanità pubblica più equa. Se Simico rassicura sul timing dei lavori che riguardano gli impianti olimpici, ci si chiede se si può dire lo stesso per altre importanti infrastrutture del territorio. Le Olimpiadi invernali del 2026 si avvicinano a passi da gigante e a Cortina, che non ha né un collegamento ferroviario né un aeroporto, bisogna arrivarci su gomma. Fondamentali i lavori che ANAS sta svolgendo sulla strada statale 51 di Alemagna, e uno dei comuni maggiormente interessati è sicuramente San Vito di Cadore. Da amministrazione e anche dagli incontri che ho fatto con ANAS c'è proprio una tensione per arrivare al traguardo olimpico con la variante aperta. La variante in costruzione è lunga 2 km e 300 metri, di cui 600 in galleria,
con la costruzione di un ponte sul Grusecco. Il cantiere è in piena attività, ma si sa, molto dipende anche da come sarà il tempo nei prossimi mesi. Avevo chiesto come opere complementari alla realizzazione della variante una rotatoria che dava una rotatoria interna che dava uno svincolo verso Serdes, verso il villaggio di Serdes, e soprattutto un attraversamento ciclabile sulla zona di uscita verso il villaggio di Chiapuzza. E mi ha detto sì, queste le mettiamo come opere quando riconsegneremo, anzi quando consegneremo la tratta urbana al comune, perché una volta aperta la variante, la tratta interna attualmente frequentata passerà al comune, però la faremo dopo la conclusione delle opere. Poi c'è il dopo, con il traffico che non ci passa più, che ne sarà del centro. La storia del Fadalto insegna. Questa è proprio un'altra domanda che ci eravamo posti all'inizio, a cui cerchiamo di dare una risposta con l'incarico che abbiamo dato a Ca' Foscari di realizzare un piano strategico per il turismo di San Vito, che nel turismo abbiamo capito entrano moltissimi altri elementi, entrano le costruzioni, entra la viabilità, entra lo sport, entra gli alimenti, per capire come rivitalizzare il centro quando il traffico passerà fuori dal centro. Lupi a Valle San Floriano, la gente che vive e lavora nella frazione di Marostica è sempre più spaventata. Abbiamo un po' tutti la paura, chi abita qua in frazione è un po' preoccupato. Lupi sempre più vicini alle case, animali domestici sempre più a rischio, paura e preoccupazione che tolgono il sonno a sempre più residenti. Un quadro per nulla sereno, quello che si prospetta tra le altre località anche in Valle San Floriano, frazione di Marostica, dove non solo i predatori sono stati avvistati in diverse occasioni, ma è di poche ore fa il grido di dolore di un residente in via Salarola che proprio a causa dei lupi non vedrà più il suo cane. Una pena che si aggiunge a tante altre, come conferma chi a Valle San Floriano è presente quotidianamente e che raccoglie le paure della gente. E anche i miei clienti sono parecchio preoccupati, appunto anche perché comunque si avvicinano sempre di più alle case, qualcuno se li trova in giardino, hanno anche animali, qua ci sono anche animali, quindi magari hanno pony, asini, quindi cani soprattutto, si è molto preoccupati. Lei ha sentito di persone a cui per esempio sono spariti i cani? Sì, per i lupi. Sì, anche un mio cliente. E ad esempio anche a noi, due cani di un mio amico sono stati completamente sbranati. Chiedono che chi ha il dovere di trovare una soluzione si attivi, perché così non si può più andare avanti. Voltiamo pagina, andiamo a Romano Dezzelino perché domenica arriva a Fellette il Carnevale dei Ragazzi, giunto alla sua 57esima edizione. Tutto pronto per la 57esima edizione del Carnevale dei Ragazzi di Fellette di Romano Dezzelino, un evento atteso che di anno in anno cresce per numeri di presenze e partecipazioni, che si svolgerà domenica prossima, il 23 febbraio. Il punto di forza sono i tanti volontari e le tante volontarie che lavorano dietro le quinte per rendere unico questo appuntamento. È una manifestazione partita da garage di casa per intrattenere le contrade e le vie del paese della frazione di Fellette e adesso è diventato una manifestazione molto importante. Si parla di 10 carri, di 5 gruppi mascherati, di quasi 1200 sfilanti, quindi persone in maschera che faranno da contorno e animeranno tutta la manifestazione lungo tutto il percorso di quasi 2 chilometri, ma soprattutto avremo una forza di circa 200 persone tra volontari e addetti alla sicurezza che renderanno questa manifestazione sicura per tutti coloro che vorranno partecipare. Strade chiuse a partire dalle 13:30, la sfilata avrà inizio alle 14:30. Attese migliaia di persone, garantito un piano di sicurezza per una manifestazione le cui origini vengono ricordate con nostalgia da chi c'era già 57 anni fa. C'era tanta passione, tanta passione. Com'è cambiato il carnevale in questi 57 anni? È cambiato molto perché a quei tempi non si faceva con cose naturali, piccole cose, legno, cartapesta sì, ma fatte in casa. Adesso c'è tanta possibilità di acquisti anche, non so. Comunque è cambiato in meglio senz'altro. Però c'è sempre tanta voglia di divertirsi. Sempre tanta voglia di divertirsi.
La preoccupazione nostra è quella che nessuno si faccia male, perché le responsabilità ci sono adesso e c'erano anche una volta. Tanto divertimento, garantisce il sindaco Bontorin, che ricorda anche la valenza sociale del carnevale. Consideriamo il carnevale la festa dell'inclusione per eccellenza, nella quale ognuno si sente più uguale agli altri e ciascuno può fare la festa e divertirsi assieme agli altri senza nessuna differenza. Come dovrebbe essere per tutte le cose. Io vi ricordo questa sera a partire dalle 21 in diretta su Antenna 3 appuntamento con Ring, mentre vedete il sondaggio di quest'oggi, trasformare i medici di base indipendenti delle ULSS, i 2 numeri di telefono, se la vostra risposta è sì, quello nella striscia verde, se la vostra risposta è no, quello in rosso. Ospiti questa sera Claudio Borgia di Fratelli d'Italia, Giacomo Nilandi del Partito Democratico, l'onorevole Gianangelo Boff della Lega, Said Chaibi di Alleanza Verdi e Sinistra. E poi si parlerà della separazione delle carriere con le tensioni con il governo insieme ad Ermindo Mammucci dell'Associazione Nazionale Magistrati. Noi siamo in chiusura, io vi lascio come sempre alla sigla, alle previsioni del tempo e poi a seguire come ogni martedì l'approfondimento con gli specialisti dell'ULSS 2. Si parlerà di pazienti oncologici, dell'importanza delle consulenze farmacologiche insieme alla dottoressa Daniela Maccari, direttore della farmacia ospedaliera dell'ULSS 2 e la dottoressa Vera Damuzzo dell'unità operativa complessa della farmacia ospedaliera dell'ULSS 2 distretto di Pieve di Soligo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento su Antenna 3.